Notiziario del 15 aprile 2015. Misura cautelare degli arresti domiciliari annullata. Torna in libertà Giuseppe Mazzini, l'ex funzionario del comune di Eboli che era stato arrestato nell'ambito delle indagini della procura salernitana su un presunto giro di documenti facilitati per extracomunitari. Un arresto che poggiava anche sul teorema che Mazzini, fino a qualche settimana fa dirigente del servizio anagrafe del comune di Eboli, utilizzasse poi gli immigrati agevolati come elettori alle primarie del PD. Il dispositivo di cessazione degli arresti domiciliari, reso noto ieri, creerebbe un profilo diversificato per Pino Mazzini rispetto agli altri indagati, per i quali invece le misure cautelari non sono state annullate. L'incendio ai containers della scuola calcio NAG Pezzullo in località Cozzolini fa emergere una situazione di stallo che si protrae dal 2013, anno in cui fu vinto un bando di affido delle aree sportive dall'Associazione Atletica Ebolitana. Il tutto rimase poi lettera morta nonostante il versamento di un deposito cauzionale vincolato in banca ancora in essere da parte dell'associazione aggiudicataria. Il risultato è il persistere dello stato di abbandono di quell'area nonostante l'affidamento. Abbandono e mancata custodia, oltre al danno le beffe. Una candidatura forte di una persona onesta e preparata che ha avuto il coraggio di rompere rispetto all'amministrazione Melchionda e di collocarsi all'opposizione in tempi non sospetti, quando si faceva a gara per saltare sul carro del vincitore. E questa è la spiegazione della candidatura di Salvatore Marisei, spiegazione fornita da un comunicato di SEL e Rifondazione Comunista diffuso nella giornata di ieri. Il comunicato ha evidenziato anche come si tende in maniera erronea a sottovalutare le potenzialità di Marisei, che potrebbe avere un risultato inaspettato come per Rosania nel 1996. Ed è tutto, arrivederci alla prossima.